Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questo spazio dedicato al nostro audio-video giornale con le ultimissime notizie dal Friuli Venezia Giulia. 2 persone sono state assistite questa mattina dai sanitari per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in via Malignani intorno alle 9:30 nel territorio comunale di Pordenone. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale e della polizia locale, 2 vetture si sono scontrate, 2 persone sono rimaste ferite. L'equipe sanitaria ha preso in carico le 2 persone ferite, che sono state trasportate in ambulanza, codice giallo, all'ospedale di Pordenone, e l'altra, sempre in codice giallo, però in volo a Udine. Attivati, per quanto di competenza, i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Un secondo incidente si è verificato invece ad Aviano. Anche in questo caso si sono scontrate 2 vetture, 3 le persone ferite. Sul posto gli infermieri della Sores hanno inviato subito 2 mezzi su ruota. Una donna è stata trasportata a Pordenone in codice giallo, le altre 2 sono state invece accompagnate anche loro nello stesso nosocomio ma in codice verde. Cause dell'incidente in corso gli accertamenti da parte della polizia locale avianese. Il Tribunale di Trieste ha condannato a 10 mesi di reclusione. Il Tribunale di Trieste ha condannato a 10 anni di reclusione con il risarcimento delle parti civili un ex allenatore di calcio del settore giovanile di una società sportiva triestina a processo per abusi su 15 giocatori della squadra. La procura aveva chiesto una condanna meno severa di 9 anni e 2 mesi di reclusione. L'uomo, presente in aula per la lettura della sentenza, si è sempre proclamato innocente. All'udienza odierna hanno assistito alcuni genitori dei minorenni costituitosi parte civile. I giudici hanno creduto ai nostri ragazzi, hanno detto. Il collegio giudicante ha riconosciuto subito un risarcimento di 35.000 euro alla società sportiva per il danno subito in seguito all'interruzione della collaborazione con la Juventus, decisa dopo la notizia dell'arresto dell'allenatore 2 anni fa. La stessa società sportiva si è costituita parte civile. Non ci sono altre notizie, chiudiamo qui questa edizione live, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.